Nel precedente episodio. Vabbè, sarà stato qualche scherzo del mio fan. Dicevo, benvenuti in una nuova challenge. Ma che è sto rumore? Ma che è sto rumore? Una ragazza clown è entrata in casa. Che è sta cosa? Sono dei puntini e una faccia da clown. Gracie ha trovato un messaggio contenente un codice Morse. Qualcuno sa cosa significa tutto ciò, ragazzi? Sarà riuscito a capire chi è questa clown? Ragazzi, vi ricordate l'altra volta cosa è successo? La storia con quel clown che non si sa se era una ragazza, ma io glieli ho visti i capelli. Ho sentito dei rumori, sì. Sono di nuovo le 3 del mattino e il giorno dopo ho sentito altri rumori. Devo andare a riprendere quello che abbiamo trovato l'altra volta e dobbiamo indagare di più. Ok, questo è quello che ho trovato l'altra volta e anche questo capello. Un cartello con la scritta fine e un altro cartello con questo codice qui. Per non parlare di questi capelli di clown. Da quello che mi avete detto, ragazzi, questo qui è il codice Morse. Vi ringrazio tantissimo perché mi avete detto cosa c'è scritto qui. Tutto questo in realtà significa una cosa: ragazza clown. Sì, avete capito bene. Quello che c'è scritto qui è proprio ragazza clown. Ok, per capire il tutto dobbiamo andare dove tutto questo è iniziato, ragazzi. È veramente molto importante. Forse questa ragazza vuole comunicare con noi. Se no, perché avrebbe scritto in Morse? Non lo so, non lo so. Se provassi a scrivere qualcosa. Maya, che hai visto, Maya? Maya, che hai visto? Ragazzi, se Maya ha abbaiato significa solo una cosa: c'è qualcuno in casa nostra! E io so chi è questo qualcuno. Oh cavolo, oh cavolo. Maya, da dove viene questo rumore? Da dove viene? Dai! Da dove viene questo rumore? Guardate, sta abbaiando. Viene da là, viene da là. Maya, ne sei sicuro che si trova qui? Che dici? Ne sei sicuro o no? Vabbè, dai. Ok, al mio 3 apro. Al mio 3 apro, 1, 2. Ma non sembra esserci nessuno qui dentro, Maya! No, Maya, non c'è nessuno qui dentro! Ma dai, ma puoi evitare di sbagliare, per favore? Siamo alla ricerca di una ragazza clown! E tu sbagli? Ok, ragazzi, ho un piano, fidatevi di me! PS, se ve lo state chiedendo, mia madre è fuori per lavoro oggi! Dicevo, come ho pensato prima, forse lei vuole comunicare con il codice Morse! Di conseguenza, se io provassi a scrivere un messaggio in codice Morse, secondo voi ci potrebbe rispondere? Guardate qui, ragazzi. Ho scritto chi sei e me lo traduce così: dovrebbero mancare questi. Fatto! Ok, ho scritto chi sei in codice Morse. Adesso non ci basterà che andarlo a mettere dove lei mi ha lasciato quel foglio. Ok. Ragazzi, non so se vi ricordate. Oh cavolo, ma perché la porta è aperta? Questa porta, mi ricordo, non era aperta l'ultima volta. Ok, non sembra esserci nessuno. Ok, gli lascio il foglio qui per terra. Così. Ok, e poi chiudo subito. Ok. Ci dovremmo essere. Adesso io vado a chiudermi in camera mia e non ne voglio sapere più niente. Sono passate 2 ore! Secondo voi dovrei andare a controllare? Sono circa le 5 del mattino, ragazzi! Dovrei andare a controllare se è arrivato un messaggio, ma io effettivamente ho un po' di paura. Ma non posso lasciare questo caso irrisolto, quindi mi devo fare forza. Andiamo. Ok, vediamo se c'è qualcosa. Io spero vivamente di sì. Mi sembra di vedere un foglio bianco qui, ragazzi. Ok, perfetto, eccolo qui. Ok, è diverso, ragazzi! C'è un'altra risposta! Lo sapevo! Ma che cosa sono? Ancora puntini? Ancora codice Morse! Ragazzi, che cosa è
tutto ciò dovete aiutarmi voi. Solo voi potete riuscire ad aiutarmi. Io il codice Morse non lo so. Io l'ho trovato da testo a Morse, non da Morse a testo. Vi prego ragazzi, se qualcuno conosce qualcosa del genere, aiutatemi, ve lo faccio rivedere. Cosa c'è scritto qui? Aspetta, a chi posso chiedere aiuto? Ci sono! Forse Rio può aiutarmi! I pappagalli conoscono il codice Morse? Andiamoglielo a chiedere! Ok, non puoi capire, amico mio! Devi aiutarmi per forza! Sai che cos'è questo? Lo sai? Allora, ascolta, ok, allora ti do una nocciolina, ti do. Mannaggia! Ok, chiediamo a Maya! Maya! Maya? Io? Maya? Maya! Maya è scomparsa, ragazzi! Io so che cos'è questo! Questo qui è il capello del clown femmina! Ragazzi, Maya è scomparsa! Che devo fare? Ok, Crazy, stai calmo! Pensa a una soluzione, ragazzi! Dovete aiutarmi in questo momento nei commenti! Dovete supportarmi con un bel like, un bel commento e capire dov'è Maya. Prima era con me quando abbiamo visto e dopo Forse l'ha presa perché Maya capisce dove sta lei col fiuto, ragazzi! Pensateci! Rio, ascoltami! Devi sentire dove è Maya, ok? Devi sentire dove è Maya. Adesso io ti lascio volare, ascoltami amico mio. Ti lascio volare e tu devi indicarmi la direzione. Tu li hai visti, so che ce la puoi fare Rio. Ok, vola. Vola Rio. Vola Rio! Oh! Ragazzi? Forse ci ha indicato la direzione o semplicemente sta giocando. Fatto sta che dobbiamo seguire una pista. Andiamo di là. Vado dove tutto è iniziato, da quella dannata porta. Andiamo, Carl. Andiamo. Vediamo se c'è qualcosa. Sento dei rumori, ragazzi. Vediamo se c'è qualcuno. Vediamo cosa fa. No, chi sei? No. Chi è? Oh, fermo, che rompi la porta! Chi sei? Parla! Chi sei? Allora? Sta parlando. Parla! Ma chi è questa qui? Ok, ci sono. Carl, passami con l'ombrello di te. Grazie, Carl. Ok, vado, Carl. 3, 2, 1. Vado, ragazzi. Ho un ombrello e non ho paura di usarlo. Per il potere della Mad Family. È scappata dalla finestra. Non ci credo! Devo trovare una soluzione, ragazzi, Mia mamma è fuori per lavoro. Mia mamma, posso chiamarla? Ok, chiamo mia madre e gli dico che c'è un clown donna a casa mia. Non so se sia buona o cattiva questo clown, ma io chiamo mia madre. Ok, mamma, chiama. Ok, perfetto. Ho chiamato mia madre, ragazzi. Stiamo calmi, speriamo solo risponda. Sta squillando. Ok, sta squillando. Dai. Rispondi, mamma! Dai, mamma, rispondi, dai! Mamma, mi senti? Mamma, ascoltami! Mamma, c'è un clown a casa nostra! Te lo giuro, mamma, c'è un clown donna a casa nostra ed è femmina! Mamma, mi devi credere! Ma mi ha chiuso! Cavolo, quanti scherzi ho fatto a mia madre! Non ci crede più che questa è una cosa vera! Oh, che devo fare? Pensa, Crazy, pensa! Ok. Stiamo calmi, Ma ragazzi? Non l'ho scritto io questo! Se Maya vuoi trovare
L'indovinello devi svelare? Questo clown si sta prendendo gioco di me! Indovinello, tu ci metti quello che indossi, tu lo apri ogni giorno e poi vai in soggiorno. Ma che sta dicendo? Ok, pensa Crazy, cosa posso fare? Cosa posso fare? L'indovinello è tu ci metti cos'è che noi indossiamo, ragazzi? Che cos'è? Cioè, I vestiti indossiamo, noi indossiamo i vestiti! ok, e dove li metto i vestiti? Dove li metto i vestiti? I vestiti li metto nella lavatrice. Lo apri ogni giorno e poi vai in soggiorno, no? I vestiti li metti nel coso per andare in lavatrice, insomma, quel coso là, Quello dei panni, oppure apriamo, prendiamo i vestiti. l'armadio! Ok, nell'armadio. Maya! 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 Ma lei avrebbe abbaiato. Maya! Maya! Ok, dai, apriamo questi armadi. No, qui non mi sembra ci sia niente, ragazzi. Ok. Maya! Sei qui! Amore mio, cosa ti ha fatto quella strega? Vieni qua, piccolina. Vieni. Eccoti qua, piccola mia, come stai? Tutto bene? Che bello rivederti. Però ragazzi, pensateci, non è una ragazza clown cattiva, forse è uno scherzo di qualcuno. Perché se avrebbe voluto fare del male, l'avrebbe fatto a Maya. Ci siete? Cioè, è molto strano. Devo indagare e capire chi è questa ragazza, ma soprattutto cosa vuole da me. Ragazzi, questo prima non c'era. Ragazzi, è un documento sul computer. Ragazza clown. Ed è anche un audio. Proviamo ad ascoltarlo. Ma che significa? Hai trovato Maya, complimenti, hai superato la prima prova, ma non so se riuscirai a vincere la prossima. Ragazzi, cosa significa? Hai superato la prova e non so se riuscirai a superare la prossima. Ma questo clown si sta prendendo gioco di me o cosa?